Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. La Chiesa oggi ricorda anche Santa Rosa da Lima, possiamo dire una ragazza, decima di una famiglia di 13 figli, nata nel 1586 e muore a 28 anni. Fu la prima donna latinoamericana a essere proclamata santa. Ecco, allora chiediamo al Signore la grazia di essere anche noi aderenti alla parola sua e per celebrare degnamente questa Eucaristia riconosciamo i nostri peccati. Confesso
a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, per mia colpa, la mia colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, che a Santa Rosa da Lima, ardente del tuo amore, ha ispirato il proposito di rinunciare al mondo per dedicarsi interamente a te una austera penitenza, concedi a noi per sua intercessione di seguire in terra la via della vita, per dissetarci in cielo al torrente delle tue delizie. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive Spirito Santo, secoli dei secoli. Dal Libro dei Giudici. In quei giorni tutti i signori Sichem e tutta Betel Millo si radunarono e andarono a proclamare re Abimelech presso la quercia della Stele che si trova in Sichem. Ma Jotam, informato della cosa, andò a porsi sulla sommità del monte Garizim e, alzando la voce, gridò: «Ascoltatemi, signori di Sichem, e Dio ascolterà voi». Si misero in cammino gli alberi per ungere un re su di essi. Dissero all'ulivo: «Regna su di noi». Rispose loro l'ulivo: «Rinuncerò al mio olio, saranno dei e librarmi sugli alberi». Dissero gli alberi al fico: «Vieni tu, regna su di noi». Rispose loro il fico: «Rinuncerò alla mia dolcezza, al mio frutto squisito e andrò a librarmi sugli alberi». Dissero gli alberi alla vite: «Vieni tu, regna su di noi». Rispose loro la vite: «Rinuncerò al mio mosto che allieta dei e uomini e andrò a librarmi sugli alberi». Dissero tutti gli alberi al rovo: «Vieni tu, regna su di noi». Rispose il rovo agli alberi: «Se davvero mi ungete re su di voi, venite, rifugiatevi alla mia ombra, se no esca un fuoco dal rovo e divori i cedri del Libano». Parola di Dio. Rendiamo grazie. Signore, il re gioisce della tua potenza. Signore, il re gioisce della tua potenza. Signore, il re gioisce della tua potenza. Quanto esulta per la tua vittoria. Hai esaudito il desiderio del suo cuore, non hai respinto la richiesta delle sue labbra. Signore, il re gioisce della tua potenza. Gli viene incontro con larghe benedizioni, gli pone sul capo una corona d'oro puro. Vita ti ha chiesto, a lui l'hai concessa, lunghi giorni in eterno per sempre. Signore, il re gioisce della tua potenza. Grande è la sua gloria per la tua vittoria, lo ricopri di maestà e di onore, poiché gli accordi benedizioni per sempre, lo inondi di gioia dinanzi al tuo volto. Signore, il re gioisce della tua potenza. Alleluia, alleluia, alleluia. La parola di Dio
viva, discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì verso le tanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo però mormoravano contro il padrone dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e il peso. Ma il padrone, venendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Parola del Signore. Ecco, la parola di oggi è molto semplice, vero? E forse ci fa riflettere anche, perché il Signore ha un grande cuore. Questa parabola è molto semplice perché ci fa vedere come il Signore chiama continuamente alla sua vigna è la Chiesa e quindi ha bisogno di operai, e li chiama chi alla prima ora, chi successive, chi alle 5 di sera, ed è sorprendente perché mentre il bambino contratta un denaro al giorno, che era la paga di una giornata di lavoro, con gli altri dice: saprò io cosa darvi, non trattano il prezzo, vi darò quello che è giusto. Ed è normale chi lavora tutto il giorno, vedendo che il Signore paga gli ultimi con un denaro, che si aspettassero di più, e invece anche loro prendono quello che avevano pattuito. Io quando ero più piccolo mi chiedevo cos'era questo denaro, che andava bene per quelli dell'ultima ora come quelli della prima. Ed è comprensibile se pensiamo che la paga è il Signore. E quindi quando siamo con Lui siamo a posto. Il rischio è di essere invidiosi, di volere il Signore tutto per noi, invece il Signore è per tutti. È la gioia di saper condividere questa realtà con chi ci passa.
il pane e il vino, mettiamo tutte le nostre intenzioni di preghiera. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, stato ricevuto lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i nostri doni nei quali si compie il mirabile scambio tra la nostra povertà e la tua grandezza, perché offrendoti il pane e il vino che ci hai dato possiamo ricevere te stesso. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente, hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva per Cristo, Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo con gioia la tua gloria. Santo, Santo, il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, rese grazie e lo diede e disse:
Prendete e bevete il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Memoriale della morte del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo, la Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Rosa da Lima e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo, in Dio, e nell'unità dell'Unità, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Esaeata speranza, e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno, ma di soltanto una parola.
Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento ci hai ascolti le preghiera, trasformaci immagine del tuo Figlio, perché diventiamo coeredi della sua gloria nel cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Maria,
Oh,